Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e benvenuti al TG di Radio Libertà in collaborazione con ilsussidiario.tv. È mercoledì 22 aprile 2026. Trump prolunga la tregua con l'Iran ma mantiene il blocco dei porti. Il tavolo è aperto, senza sconti. Alla Camera arriva la fiducia al decreto sicurezza. Il nodo rimpatri sarà corretto, ma il governo non arretra. Il deficit italiano al 3,1% stringe i margini di manovra proprio mentre l'economia rallenta. Giorgia Meloni insultata in TV da un conduttore filo cremlino. Tajani convoca l'ambasciatore russo. Salvini rilancia freni per la presidenza Consob e alza la posta nella maggioranza. E dagli Stati Uniti 70 miliardi in più per ICE e Border Patrol. I repubblicani blindano il confine. Questi e gli altri aggiornamenti della giornata, tutto nel TG di Radio Libertà con il sussidiario.tv. Restate con noi, cominciamo subito. Negoziati Stati Uniti-Iran. Trump detta le regole. Il presidente allunga la tregua ma non cede agli ayatollah. Il blocco resta. Donald Trump prolunga la tregua con l'Iran, ma il messaggio della Casa Bianca è tutto fuorché morbido. Washington tiene aperta la finestra diplomatica senza abbassare la guardia. Il blocco dei porti iraniani resta in vigore e il cessate il fuoco viene esteso fino a quando Teheran non presenterà una proposta unitaria. È una tregua, quindi, ma sotto pressione. Trump non si muove da una posizione di arretramento, ma di forza negoziale. L'obiettivo americano resta spingere l'Iran a uscire dall'ambiguità e a mettere sul tavolo una risposta chiara, mentre restano sullo sfondo la crisi di Hormuz e i timori dei mercati energetici. In sintesi, il tavolo resta aperto, ma senza sconti. Decreto sicurezza. Il governo non molla. Fiducia alla Camera. Sui rimpatri si corregge la forma, non la sostanza. Sul decreto sicurezza il governo va avanti. Alla Camera arriva la fiducia, mentre Palazzo Chigi conferma che il nodo sui rimpatri volontari sarà corretto con un provvedimento ad hoc. La sostanza non cambia. L'esecutivo rivendica l'impianto del decreto e ribadisce che la priorità resta una sola: sicurezza, controllo del territorio e contrasto all'illegalità. Meloni ha escluso il pasticcio. Rilievi tecnici, non marcia indietro politica. Il punto da tenere fermo è questo: non siamo davanti a una ritirata, ma a un aggiustamento procedurale. Dentro il decreto restano la stretta antimaranza, il fermo preventivo per alcuni cortei, le misure su stazioni e rimpatri. Il bersaglio della maggioranza è chiaro: togliere spazio a chi usa cavilli e tempi lunghi per svuotare le politiche di sicurezza. Bruxelles, mani al collo dell'Italia. Deficit al 3,1%. Per l'Italia, meno soldi per famiglie, imprese e salari. Il deficit italiano per il 2025 resta al 3,1% del PIL, con un rientro sotto la soglia europea del 3% solo dal 2026. I margini di manovra restano stretti, mentre l'economia fa i conti con energia più cara, crescita debole e instabilità internazionale. Il documento di finanza pubblica atteso in giornata dovrebbe confermare un deficit al 2,8% nel 2026, ma con una crescita rivista al ribasso. Uno scarto minimo nei numeri può costare miliardi di libertà di bilancio, meno spazio per famiglie, imprese, salari e consumi. Il rischio è che regole europee rigide si abbattano su una fase economica già fragile, trasformando un decimale in un freno pesante. Il confronto vero è tra vincolo burocratico e tenuta dell'economia reale. Mosca insulta, Roma risponde duro. Meloni aggredita dalla TV del Cremlino. L'Italia convoca l'ambasciatore russo. Non è folklore televisivo, né una semplice intemperanza propagandistica. È un attacco politico diretto all'Italia attraverso la sua premier. Il conduttore filocremlino Vladimir Soloviev ha insultato Giorgia Meloni con parole volgari.
E la reazione italiana è stata immediata. Tajani ha convocato l'ambasciatore russo per una protesta formale. Meloni ha risposto con una linea netta. L'Italia non ha padroni e segue solo il proprio interesse nazionale. Una cosa è la critica politica, altra cosa è la propaganda di regime che usa insulti personali per colpire una leadership occidentale. Difendere la Premier significa difendere il profilo istituzionale del paese in una fase in cui la tensione tra Europa e Mosca continua a salire. Non sono solo parole TV. È il segnale di uno scontro che ormai passa anche dai megafoni del Cremlino. Consob, la Lega non cede ai ricatti. Salvini blinda Freni. È il migliore. Chi propone altro lo dica chiaramente. Sulla Consob, Matteo Salvini non arretra di un passo. Il vice premier torna a indicare Federico Freni come il profilo migliore per la presidenza dell'autorità che vigila sui mercati e non capisce quali alternative concrete vengano messe sul tavolo da chi si oppone. La Lega vuole contare nelle partite economiche strategiche e non intende lasciare il dossier in secondo piano. In gioco c'è una casella chiave dello Stato e il peso degli equilibri nella maggioranza. Salvini usa il dossier Freni per ribadire presenza e visione su un terreno che va oltre i trasporti, i gangli finanziari e regolatori del paese. La partita Consob resta uno dei banchi di prova più sensibili dei rapporti interni alla coalizione. Gli Stati Uniti blindano i confini. 70 miliardi in più a ICE e Border Patrol. I repubblicani chiudono il confine. A Washington i repubblicani vanno dritti sul dossier immigrazione. Al Senato prende forma un piano per aumentare di 70 miliardi di dollari i fondi per ICE e Border Patrol fino al 20 gennaio 2029. La maggioranza punta su una procedura di bilancio che consente di superare l'ostruzionismo democratico con una maggioranza semplice. Più uomini, più mezzi, più capacità operativa sul confine. I democratici chiedevano vincoli operativi per contrastare presunti abusi. La risposta repubblicana è l'opposto: rafforzare chi presidia il territorio e farlo subito. È una scelta di campo netta, costruita su sovranità, legge e ordine. Sull'immigrazione, l'America trampiana mette il controllo del confine davanti a tutto il resto. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Lo Stato strapaga per non espellere i clandestini. 56.000 ricorsi nel 2024. Gratuito patrocinio da 266 milioni. Il sistema si autoalimenta. Il punto contestato nel decreto sicurezza non è un favore agli avvocati, ma il tentativo di ridurre un costo pubblico che cresce con i ricorsi e la permanenza degli irregolari. I numeri sono netti. Le cause contro le espulsioni sono passate da 3.550 nel 1995 a 56.359 nel 2024. Nello stesso anno, il gratuito patrocinio è costato 266,5 milioni di euro su circa 204.000 cause complessive. Più una procedura si allunga, più crescono parcelle, ricorsi e costi indiretti, mentre il migrante resta in Italia per anni. Se una pratica si chiude prima e meglio, lo Stato spende meno. Non è un ragionamento ideologico, ma contabile. Gli sbarchi intanto calano, dai 16.090 del 2024 ai 13.009 del 2025, fino ai 7.643 del 2026. La linea severa produce effetti, ma il nodo delle vecchie procedure infinite resta aperto. Europa, rischio scarsità di beni essenziali. Non solo prezzi alle stelle, diesel, fertilizzanti potrebbero sparire dagli scaffali. Il rischio non è più solo pagare di più, è non trovare abbastanza. Se la crisi energetica si prolunga, l'Europa può entrare in una fase in cui mancano carburanti, fertilizzanti e beni essenziali per trasporti, agricoltura e produzione. La vera minaccia non è il prezzo alto, ma la scarsità fisica. Christine Lagarde ha avvertito: se la crisi continua, si passa dai prezzi ai razionamenti. In mezzo c'è la fragilità europea, con stati inchiodati alle regole sul deficit che non possono intervenire.
Tajani ha già invitato a valutare la sospensione del patto di stabilità. Quando una crisi tocca diesel, fertilizzanti e approvvigionamenti, non è più solo economica, diventa una crisi di fiducia nell'Unione stessa. Questa era l'ultima notizia per oggi. L'appuntamento con l'informazione del TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv torna domani. Grazie di averci seguito e buona prosecuzione sulle frequenze di Radio Libertà. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà.